con il fatto che la Premier è Giorgia Meloni e probabilmente la futura candidata Premier sarà ancora Giorgia Meloni, quel Lega per Salvini Premier oggi forse sa un po' di anacronistico, per cui ci sta, insomma, se ha deciso di toglierlo lo capisco. A volte la spiegazione più facile è quella vera e per Roberto Marcato la possibile cancellazione dal simbolo della Lega della dicitura Salvini Premier per il 2027 rappresenta anche l'avvio di una fase di cambiamento all'interno del partito. Sul fatto che ci possa essere un congresso perché lui ha deciso di mollare, anche su questo sarebbe interessante capire se sarà così, perché sì, insomma, sarebbe una novità davvero importante. Insomma, potrebbe essere la fine di un ciclo, quello di Salvini, che sembra voglia farsi da parte e l'avvio di una fase congressuale. Due considerazioni. La prima, che ricordo che non è scolpito nello statuto che il segretario federale della Lega debba essere lombardo. Cioè, non lo dico perché magari qualcuno è convinto che ci sia una norma internazionale per cui o è della Lombardia o non si fa, e noi abbiamo donne e uomini in Veneto in grado di avere quel ruolo. Dopodiché, se devo essere sincero, non vedo grandi sostituti di Matteo Salvini, perché oltre all'intelligenza politica bisogna avere polmoni e passione, bisogna avere cuore e gambe. Salvini ha macinato miliardi di chilometri. Marcato loda Salvini, anche se non ha mai nascosto di non aver mai compreso la scelta del segretario di nominare come uno dei suoi vice Roberto Vannacci, scelta che, come si è visto, si è rivelata essere controproducente con la fuoriuscita del generale e la creazione di un suo partito. La Lega ora deve guardare al futuro. Il partito deve ripartire laddove è nato, cioè la Lega deve tornare a fare sindacato del territorio, prescindendo dall'appartenenza ideologica, e non mi stancherò mai di dirlo. La grande forza della Lega è che, non essendo né di destra né di sinistra, si può permettere il lusso di andare direttamente al problema. La grande forza della Lega era questa roba qua. Noi dobbiamo ritornare ad essere questa roba qua, ovviamente con una prospettiva futura. A me le operazioni di strategia non mi piacciono, bisogna sempre avere lo sguardo dritto verso il futuro, però con le radici, con i piedi ben piantati per terra.